For 15 years, Friuli Venezia Giulia's environmental agency ARPA has monitored toxic microalgae. Routine sampling is now underway for the 2025 bathing season. Abbiamo questo monitoraggio di routine, andiamo a garantire la bontà dell'acqua del nostro golfo, quindi problemi zero, però andiamo a verificare che non ci possono essere in particolari condizioni climatiche, specie con il caldo, delle fioriture di un'alga che teoricamente potrebbe avere dei piccoli fastidi alla pelle. Mai è successo che siano state fatte delle osservazioni sanitarie, però visto che nel 20 e nel 23 questa fioritura fu importante, andiamo a verificare che se mai dovesse esserci le teniamo sotto controllo, auspicando che non ci sia mai nessun fastidio. Sono stati individuati dei punti dove effettuiamo i controlli, quindi Muggia, Barcola, Canovella e Sistiana sono 4 zone maggiormente a rischio per la presenza di queste specie e effettuiamo un controllo a giugno, a luglio, 2 ad agosto, 2 a settembre, eventualmente se ci sono problemi si intensifica ulteriormente il monitoraggio.